Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura alla cronaca, 8 persone sono gravemente indiziate a vario titolo di reati di furto, ricettazione, estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura e condotta dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, hanno fatto emergere la scoperta di reati predatori che servivano ad alimentare il mercatino dell'usato. Temporali e raffiche di vento stanno caratterizzando il clima in Sicilia. Interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza strutture pericolanti. A Palermo è caduto un palo della luce nella zona Noce e piombato su un'automobile parcheggiata. Fortunatamente al suo interno non c'era nessuno. Un cartone con all'interno una testa di ovino e una croce con il nome di battesimo è stato posizionato sulla macchina di un giornalista agrigentino. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti all'abitazione del destinatario dell'intimidazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento dei prefetti. Maria Teresa Cucinotta da Catanzaro è stata nominata prefetto di Palermo. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.